Poi, vabbè, ultimamente per rispondere alla tua domanda, mi è capitato di conoscere vari artisti anche importanti, insomma, che hanno fatto anche la storia della musica in Italia e quant'altro. La cosa che mi sconvolge è che quando vivi in una determinata dimensione, perlomeno, la maggior parte di questi artisti è come se fossero in qualche modo risucchiati all'interno di un sistema, no? Dove cioè il loro obiettivo durante la giornata non hanno una vita, non hanno un pensiero, è quello di svegliarsi la mattina a dover chiudere la strofa, dover trovare le parole, dover trovare quello, dover trovare quell'altro, cioè vanno proprio fuori di testa completamente. Perché è quello? Perché devono comunque rimanere lì sempre, fluttuare nell'onda, ok? Senza mai andare sotto, senza mai, cioè vogliono eccellere assolutamente, cioè raga, veramente relax. La musica per me, per quanto mi riguarda, è felicità, è ispirazione, è poesia, è fantasia, è star bene e star male allo stesso tempo, ma star male semplicemente perché tu rimembri, ricordi delle cose e quindi le porti in musica, ok? Però è ispirazione, quindi cioè, va vissuta. Io la vivo in maniera molto chill, in maniera molto. Non mi pongo dei problemi, delle situazioni, di cose, di qua e di là. E poi vedo che, capito, la maggior parte delle persone hanno la puzza sotto al naso. Ma io dico un attimo, cioè, quando io mi sveglio la mattina, no? Nonostante tutto il mio percorso che la maggior parte delle persone, degli italiani conoscono, ho fatto X Factor, poi ho rinunciato a determinate cose per via della maternità, per via delle mie storie, della mia storia, di tante cose, no? Ero molto giovane, probabilmente avrei fatto scelte differenti, però io, cazzo, ora mi sveglio la mattina che sono libera, libera. E la cosa più importante per me è la libertà e io non penso che determinati artisti siano più felici di me la mattina quando si svegliano, non la cambierei mai la mia vita con la loro. Quindi quello che voglio dire è che non mi sto accontentando, ma la vita mi dia quello che mi deve dare, perché io sono un essere libero e la musica è libertà e tale deve rimanere, a mio avviso, se vuole essere fatta bene. Quindi niente, bacio tutti, buon 2025, a presto.